Mi chiamo Giampaolo Carta, vivo a Bultei, un paesino di 1200 abitanti più o meno, al centro dell'oceano. Faccio il maniscalco, è un'arte che hanno intrapreso in pochi nel mio paese. Praticamente ci sono solo io che faccio questo mestiere. La mia passione è nata sin da piccolo, perché in campagna avevo anche io i cavalli che mi compra mio padre. E da lì diciamo che è iniziata questa passione, ma non pensavo mai di prenderlo seriamente come un lavoro. Ho imparato con un altro maniscalco più grande di me, mi sono affiancato a lui per un po' di anni e adesso ho intrapreso il mestiere in conto proprio. Tra ieri e oggi, certo, è cambiata perché adesso sono nuove tecniche, nuovi materiali, l'evoluzione stessa dei cavalli. Ho messo in pratica prima la forgiatura del ferro. Anticamente il ferro si forgiava a caldo, si facevano le forme perché non c'erano le industrie che ci sono adesso che producono ferri diciamo già fatti. Poi siamo passati all'aggiustamento dell'unghia, all'appiombo del cavallo. Ogni cavallo necessita di un suo appiombo, ogni cavallo ha un suo piede. Il maniscalco deve saper leggere, deve saper intuire di cosa ha bisogno il cavallo, gli accorgimenti che bisogna fare, perché se sbaglia una ferratura crea dei grossi problemi al cavallo, come zoppie, a volte anche problemi irreparabili. Poi ho modellato il ferro affinché gli calzasse bene, diciamo. Il ferro deve andare giusto sul piede perché non deve essere più lungo, più largo. Ho applicato il ferro con dei chiodi che vanno... Molti penseranno che i chiodi fanno male, invece no, i chiodi vanno applicati sulla parte morta dell'unghia, diciamo, quindi non creano nessun tipo di problema al benessere dell'animale.
Ogni cavallo ha bisogno di una sua ferratura, perché ci sono tanti cavalli che hanno problemi di appiombo, hanno problemi di movimento, non si muovono correttamente, quindi non muovendosi correttamente magari rischiano di farsi male, quindi ogni cavallo bisogna prendere degli accorgimenti. Per esempio nei cavalli da corsa, che sono al momento penso più diffusi in Italia e in Sardegna, si usa un tipo di ferro in lega per i suoi principi della leggerezza e robustezza e anche per il grip che hanno sul terreno.